siete qui. Noi ci troviamo a Zeller, siamo sopra Tione di Trento. Dobbiamo andare verso la Malga Cengledino, dopodiché faremo il giro dei laghi di Valbona. Siete pronti, ragazzi? Si comincia. Ok ragazzi, noi ci troviamo a Zeller 1427, andiamo verso la Malga Cengledino, 0.45 minuti, si comincia. Invece verso i laghi di Valbona 2 ore e mezza. Sto dicendo che abbiamo cambiato sentiero, abbiamo preso un sentiero alternativo che forse è anche più veloce. È stata un'idea di Claudia e io ho accettato, quindi vedremo come andrà. Questo è il nostro sentiero. Altra pianta, altro godimento, ma ci giriamo attorno. Qua ci sono dei cartelli molto utili perché in questo posto, nonostante è segnato, si fa fatica a capire, anche a causa della neve, che il sentiero è coperto. Comunque ci dice di qua Bail Fontana delle Laste, 1 ora e 10. Bene. Invece giù di là dove vedi i segni si va a Zeller, Tione. Si poteva andare anche di là, da dove siamo venuti, c'è un altro sentiero alternativo. Eccoci ragazzi, allora noi siamo arrivati alla Malga Stablo Marcio 1720, che è molto carina da qua, e di fianco c'è un'altra baita, c'è un qualcosa che adesso andremo a vedere. Eccoci arrivati alle indicazioni. Baita Fontana delle Laste, 40 minuti, si va verso di là. Questa casetta qua l'ho sempre vista nelle foto, finalmente posso vederti. Comunque qua ci sono tante malghe, perché c'è una malga rosa, malga Geredol o Geredol. Bello. Sono molto contento di essere arrivato fin qua. Adesso diamo un'occhiata qua intorno, cosa c'è. Qua ci sono delle panche. Là ci sarebbe una fontana, perché qua l'acqua non manca. Questa non so se si apre, si può entrare. Sì, si può entrare. Aspetta, ecco, qua questa si apre. Qua c'è la legnaia. Un bel posto da venire qua all'estate, secondo me. Molto carino. Attenzione ragazzi, perché sopra c'è il soppalco. Wow, qua si può dormire. Sacco a pelo, materassino. Che dire, è molto accogliente, dai. Bene, guardiamo invece questo 2003. Bellissimo, cazzo. Abbiamo il nostro fornelletto.
Infatti avevo avevo visto dalle foto che qua non ci sono posti letto, però ci sarebbero di là. Ragazzi, un casino, ce l'abbiamo fatta. Bite Fontana delle Laste, 1889. Sì, dopo tanto tempo. Io questo lo chiamerei bivacco. Facciamo un tour bivacco, anche se loro lo chiamano bite, perché sono troppo curioso. Bivacco tour, ci siamo ragazzi, qua ci ritornerò e porterò a casa delle top foto. Finestrella, qua ci sono le provviste, questi saranno cassetti, forchette, coltelli, la diavolina, top, la candela e l'accendino, via. Bene. Non ci sono posti letto, quindi materassino. Bene. Qua abbiamo anche le indicazioni per il gabinetto. Ecco il gabinetto! Un bel gabinetto, molto accogliente. Vediamo, voglio cercare della legna e devo capire se la prossima volta come devo comportarmi. La sega c'è. Voglio capire questo casotto. Ah, qua c'era la legna. È un soldato romano che stava tornando, non so, stava tornando in tocco su del cavallo. Al suicidio della strada vide un povero, insomma, un mendicante che aveva freddo. Allora si leva la sua toga, il suo mantello che ha in mano, quello rosso, prende la spada, lo taglia a metà e una metà del mantello la dà al mendicante per coprirsi. Perché qua secondo te è così? Non ne ho idea. San Martino con una bella panca sotto. Con una bella panca sotto. Pian de San Martin 1870. Adesso ragazzi noi stiamo andando verso la Malga Cengledino. Praticamente stiamo tornando verso Zeller. Abbiamo la nostra Malga, come dicevo prima. Questo è il nostro sentiero e noi stiamo tornando alla macchina. Per oggi è tutto, un saluto da Zeller 1427 e un saluto da l'uomo del monte, la nostra amica Claudia alle mie spalle. Ed è tutto, un saluto, ciao!